Beh, intanto adesso c'è questo scacco, che non è male. Non è affatto male questo scacchino. Direi che... inizia bomba, 2100 e passa, fregato, così come se nulla fosse. Mamma mia, sta puntata inizia... Benvenuti ragazzi, siete qui oggi col vostro Robin Hood in questa nuova puntata del gioco finché non perdo. Allora, come funziona? Chi conosce questo format lo sa benissimo, giocherò una serie di partite blitz 5 minuti, le commenterò in diretta e cercherò di non perdere. Inevitabilmente prima o poi perderò e è che finirà la puntata. Quindi ragazzi, mettiamoci bene il cappuccio sopra e iniziamo la nostra partita. Vi ricordo che fra qualche mese, ragazzi, stiamo facendo qualcosa di tremendo e lo scoprirete, lo annunceremo su tutti i social. Seguiteci su Instagram dove gli diamo tutte le news, tutte le chicche. Allora, siamo pronti? Si parte? Andiamo con gioca. Andiamo a giocare al gioca giù. Vediamo un po' chi troviamo. Avversario 2121, avversario fortissimo. Attenzione, avversario fortissimo, non si scherza. Perché mi fai queste aperture qui che non esistono? Cioè esistono, lui voleva... Questo è il tango dei due cavalli, c'è il corso completo e c'è il corso completo sull'Academy di Mattoscacco, il tango dei due cavalli. Diamo una via di fuga a questo povero Cristo che ne fa sempre bene. Io a questo punto gioco come se fosse un sistema... come se fosse... come si chiama quella? Un attacco torre? No, un tromposchi. Come se fosse un tromposchi praticamente. Ma gioco E3 a questo punto, gioco solido. E3 e se tu spingi va bene, spingi pure. Me ne farò una ragione. Va bene, non penso sia troppo complicato. Anche perché di 5... Ah, è così che la vuoi impostare? Ah, se io ti metto l'alfiere qui, questo se ne deve andare. La vuoi impostare così la partita? Tutto claro, tutto clarissimo. Potrei mettere la regina qui. Tutto molto claro. Allora, vediamo un po'... mettiamo prima il cavallo, dai. Mettiamo prima il cavallo che magari può andare in F4, in G3. Forse in F4 lo mettiamo. Questo cavallo ritornerà qua. E lui è pronto per spingere. Vediamo come ce la giochiamo. Facciamo così. Ma il suo cavallo non è che sia granché, però... Andiamo qua. Secondo me lo ritira in F6, al che potrà giocare G5, quindi devo giocare prima H4. Ok, non c'è stato nulla di tutto ciò. Vediamo se spinge, se va subito all'attacco. Ok, il mio avversario è veramente aggressivissimo. Avversario veramente aggressivo, anche se mi sono aperte anche entrate interessanti. 2100 punti, vuole farmi fuori come se fosse nulla, ma non sa che qui c'è un condottiero. Ok, credo che sempre voglia giocare contro il mio re. Se vado così, d'alfiere, cosa accade? Se faccio uno scacchino, mettere l'alfiere davanti, metto questo, cavallo A5. Ma regina qui secondo me non è male. Però mi piacerebbe giocare... mi piacerebbe... Regina qui. Regina qui... No, aspettiamo a far uscire la regina. Aspettiamo, siamo pronti a arroccare. Attenzione al tempo, perché questi sono 5 minuti secchi, il mio avversario ha un sacco di tempo in più. A questo punto posso arroccare. Vediamo se è il momento di arroccare oppure no. Scopriremo a breve. Questo scacco che attacco qua, cosa ne dici? Attacco lì, arriva la torre, scacco, scacchino, tu metti magari l'alfiere davanti, ti attacco qui, no, scacchino, tu togli il re, io ti attacco qui, tu mi metti l'altra torre. Bisogna pensarla, però ti attacco qui, è anche vero che ti attacco qui, sai che non è male. Andata. Non è male perché ti prendo anche C7.
Ti prendo C7 e ti prendo D6. Secondo me questa è buona per me. Secondo me questa è buona per me. Tipo se vado d'alfiere per esempio, cosa potrebbe mai accadermi? Per esempio. Così, chiedo per un amico. Cosa potrebbe mai accadermi? Amico, hai fatto il figo? Mai fare il figo contro Robin. C'è tutto, c'è cavallo C4. Madonna, madonna, questo re al centro è fortissimo. Questo re al centro è un mago. Via, via, 2100 spazzato spazzato via da Robin, che va subito in vantaggio di qualità. Sì, amico. Ok. Siamo pronti per cavallo C4? Subito. Cavallo C4 a Rocco. Vediamo come te la vuoi giocare. Allora, qui voglio fare uno scacco quanto prima. Se tipo ti spingo qui, cavallo C4 secondo me is the good move. Ok, spero di non prendere fregature. Ok, le fregature stanno per arrivare. Cioè lui sta sacrificando tutto. Sta sacrificando tutto a questo punto. A questo punto della partita. Uff, Madonna, che partita difficile. C'ha i due alfieri che sono fortissimi. Il cavallo che controlla le case chiare, adesso devo uscire con la torre. Questa torre. Devo uscire con questa torre, dove vuoi andare? Questa torre la porto qua. O questa. Tu puoi andare qui con il cavallo, giustamente. Beh, intanto adesso c'è questo scacco, che non è male. Non è affatto male questo scacchino. Direi che... inizia bomba, 2100 e passa, fregato così come se nulla fosse, mamma. Ma solo 12 punti, solo 12 punti. Ragazzi, qui ma ormai... Mamma mia che partitone, che partitone, che partitone. Sarebbe da rivedere. Però secondo me ha fatto un po' il figo con l'apertura, voleva giocare il tango dei due cavalli. Il tango dei due cavalli praticamente nasce dopo che tu spingi in obstacle, sì, giochi di 5. Ma comunque adesso stanno andando di moda, l'avevo vista anche ieri. Non so se avete visto la puntata dell'altra volta, abbiamo fatto una puntata di guardone su D4, c'era cavallo C6. Va bene. Andiamo a giocare, guarda, posso anche perdere alla prossima, sono felicissimo così. Sono felicissimo così. Contro un italiano, attenzione, attenzione, un collega italiano. Attenzione, un collega italiano. Attenzione. Non, un derby, c'è un derby, c'è un derby. Ah, a parte che io in realtà sono inglese. Essendo Robin, io vengo proprio da Nottingham. C'ho un pre-move, pedone per pedone, sempre cosa buona e giusta. Alfiere 7 è una mossa sempre che mette il vostro avversario su... Oddio, cosa sta facendo? Perché non se l'aspettano alfiere 7? Si aspettano cavallo F6. In realtà hanno scoperto che non cambia assolutamente nulla, o alfiere 7 o cavallo F6. Però alfiere 7 fa tanto giocatore raffinato, tanto figo, quindi fatela. Fatela che non avrete problemi. Allora io andrei di arrocco e poi C5. O cavallo C6, C5. Va bene, va bene. Va bene, va bene. Lui ora C5, lui lo potrebbe fare, però onestamente non credo sia granché. Wow. Questa mi fare e ti gioco questa. Allora, dobbiamo prendere seri provvedimenti con cattura e C5, spinta in C5. Su spinta qui ho cavallo B6 che secondo me è molto forte. Cavallo B6. E c'ho comunque cavallo B6. Adesso pedone per... Cosa? Tu sei fuori di testa, amico. Cioè davvero ti fai fare questa? O c'è qualche controindicazione? E bisogna andare di pedone qua, perché questa è un problema. Questo è un vero problema.
Ok, Alfierino... Alfierino dice che vuole sopravvivere, l'Alfierino. Dice che vuole avere una lunga vita. Se metto cavallo qui, è più carina, cavallo. Poi... Ah sì, cavallo qui è più carina perché attacco il cavallo qui. Cavallo molto più carina, però lui c'ha scacco. Va bene, credo che... Credo che... Credo che vada bene, lui c'ha scacco, vengo qui. Credo che vada bene, con un pezzo in più, se semplifico, penso che vada bene. Adesso devo togliere la regina prima di mettermi una torre on the face. Qui c'è un po' d'attacco a raggi X. Qui posso tranquillamente giocare alfiere qui per cambiare un po' di pezzi. E in caso di cattura, catturo col cavallo così lo portiamo nelle retrovie. Qui una torre, così è pronto a giocarmi il pedone qui, ma io me ne vado subito con la regina, qui per esempio. O qui, dove c'è subito l'attacco sul pedone. Qui mi sembra più attiva. Con ovviamente scoperta sulla sua, chiedendo un cambio. Adesso c'è l'attacco veramente qui sopra. Ci sono attacchi così. Secondo me sto bene, adesso metto una torre in C8 anch'io, così supporto la mia regina. Secondo me, strega, cosa stai inventandoti? Ce l'ho questa. Non so se faccio troppo il figo con questa mossa qui. Però siccome il tempo è quello che è, andiamo qui così. Ok, volevo metterla sul nero, ma poi magari mi arrivava a cavallo. No, non poteva fare cavallo, che stupido. Che stupido, non poteva fare cavallo. Questa io la posso catturare o no? Ok. Ragazzi, guardate l'armatura di Robin, cosa è in grado di combinare. Gli avversari che abbandonano nel mediogioco alla 18ª mossa. Ma qui... E qui è follia, ragazzi, qui è follia. Qui arriviamo a 2000 punti, ma proprio... Ma proprio così. Così siamo ancora i bianchi, siamo ancora contro un italiano. Attenzione, attenzione. Vediamo che sistema ci gioca. Un benchello, un benchello. Un benchello. Un benchello. Gambetto benco. Ah. Posso dire che mi sta profondamente sui maroni? È una cosa che posso dire secondo voi o non la posso dire? Che mi sta profondamente sui maroni, sto benco. Mizzica se mi sta sui maroni. Adesso facciamo così. Tu vedrai, avanzerai. Vedrai. Ah, tu mi prendi questo per un pedone centrale, che direi non è affatto male. Ritornerai. Aspetta, qui c'era questa però. Prima c'era questa, adesso non c'è più. O forse c'è ancora. Mi stai sulle balle, mi stai tanto sulle balle, ma proprio... questo qui vado di pedone. Pedone qui è fortissimo. Senda a me. Oh, questo intanto ti rimane. Oh. Questo è una spina nel fianco, addio sviluppo del cavallo. E mo ci pensiamo, dopo C4, amico bello, dopo C4 secondo me c'è un po' di problemi. O forse questa. No dai, C4 prima ci vuole. C4, cavallo C3. Mamma mia. Adesso devi giocare 6, no? E 6 cattura cambio di donne. E devi giocare 6. A meno che tu non voglia giocare G7 per far uscire l'alfiere in fianchetto. Ok. Non male, devo capire come giocare. Devo capire come mettere i pezzi. Andiamo così. Arco corto. Giochiamo easy. Qui sono pronto a fare uno sfianchettamento, anche perché altre idee, sinceramente, ragazzi, non so voi, ma io non ne ho. Altre idee non ne ho. Fiere F4.
Alfiere 3 ma arriva qui. Alfiere F4, nessun problema. Su questa alfiere F4. Sono sotto di un minuto, e andiamo subito a toglierci il pensiero. Andiamo subito a toglierci questo pensiero. Pensiero stupendo. Ok, tu metterai l'alfiere in H8, giustamente. E io allora raddoppio le mie torri qua. E se ti raddoppio le torri qui ti faccio parecchio male, amico. Non vorrei dirtelo. Non vorrei darti questa brutta notizia così. Però, insomma, sappi che ti faccio parecchio male. Questa metto peon. Oppure mi lascio che mi catturi tu. Perché no? Perché no? Raddoppio e lascio che mi catturi tu e vado col cavallo. Perché no? Io mi domando. Remove, torre per torre. E adesso la regina forse può venire qui. Però questo pedone non mi fa impazzire. Torre qua. Allora io giocherei B3 quanto prima. Ok, mi stai attaccando l'alfiere, giustamente. Allora giocherei B3 quanto prima per far uscire poi la donna in A2. Questo è quello che farò. E anche H3 giocherei abbastanza in fretta. H3 per dare una via di fuga al re. H3 va fatta. H3 va fatta. Anzi, ti dico, perché regina qui? Mi vuoi far passare la torre? Ti dico che B3 alfiere donna. Ok, non l'ho capita questa mossa ed è un problema. Quando non capite le mosse dei vostri avversari è sempre un problema. Volevo aspettare che tu mettessi questo qui prima di fare H3, però forse non cambia granché. Torre qui e regina qui e sono l'uomo più felice del mondo, però non me lo farà mai fare perché dopo torre qui mette subito la sua torre lì. Esattamente. Andiamo così e andiamo così. Così intanto abbiamo migliorato un pochettino la nostra posizione. H3, tu metterai il cavallo qui. E adesso col cavallo qui questo lo riposizioniamo. Dove si può riposizionare? Qua, qua. Ah, che schifo di posizione, madonna. Qua. Andiamo qui così, va? Che brutta posizione. Mamma mia, questa la perdo per il tempo. È veramente una partita di quelle molto strategiche, dove veramente si può perdere per il tempo. Vediamo se se ne esce qualcosa di buono. Vediamo se ne esce qualcosa di buono. Questa è brutta, eh. Questa è brutta, ma devo tenere a bada questo cavallo. Ok. Ok. Vediamo qui devo avanzare, devo fare qualcosa, non posso star fermo qui così. Non posso star fermo così. Muove troppo veloce questo. Questa si perde per il tempo perché questo uomo muove troppo veloce. Muove troppo veloce quest'uomo. Questa ce l'ho. Questa ce l'ho forse. Ok, questa ce l'ho. Questa ce l'abbiamo, però non so se faccio granché sta mossa, sinceramente. Aspetta, prima di fare quella, mettiamo gli alfieri a posto. Ah. Non me l'aspettavo questa, devo essere sincero.
con me stesso, non me l'aspettavo proprio. Se devo essere sincero con me stesso. E quindi adesso ti acchiappi un donna C2 o un alfiere qua. Anche, meglio alfiere lì sinceramente. A questo punto è stratenuto. Adesso deve attaccare la regina. La sua regina è pronta a venire qui. Adesso entriamo un po' nelle retrovie. Stica. Ai 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 ai. Un giorno ti innamorerai. Uelele, uelele, uelele. Donna qua. Quanto prima, quanto prima, quanto prima, quanto prima. Sento puzza di bruciato. Questa è lunga, andava, c'è bisogno di manovrarla con grande cura. C'è bisogno di manovrarla con grande cura questa partita qui, ma non c'è tempo. Mi spiace perderla così, ma non c'è tempo per manovrarla come si deve. No time, no time. No time, che ci vuoi fare? Se non c'è time... non è che c'è tanto da fare. Non è che c'è tanto da fare, sinceramente. Non c'è troppo da fare, sinceramente. Attacchiamo il cavallo. Andiamo su. Cazzata, cazzata dovuta al tempo. Cazzata dovuta al tempo. Vabbè, qui niente, non c'è tempo. Questa è buona, questa è molto buona. Questa è molto buona, amico Fritz. E niente, perso per il tempo, va bene. Posizione stravinta è questa Rode. Purtroppo nel gioco Blitz anche il tempo ha la sua parte, quindi complimenti al nostro avversario, Hackathon Hand at the Dogs. Ragazzi, spero che vi siate divertiti, io un mondo, sono successe partite allucinanti. Noi ci vediamo sempre qui su Matto Scacco con una nuova puntata del gioco finché non perde. Ciao!